Oltre 6.500 firme, dato ancora provvisorio, raccolte in Veneto dal gruppo Non te regge più, movimento apartitico che ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre gli stipendi dei parlamentari, ma in generale di tutti i dirigenti pubblici nominati dai politici o eletti dal popolo. La proposta di legge è stata pubblicata come richiesto dal legislatore sulla Gazzetta Ufficiale e da quel giorno è iniziata la raccolta firme, almeno 50.000 quelle valide che dovevano essere raccolte perché, secondo quanto previsto dalla legislazione, il Parlamento avesse l'obbligo di discutere la proposta di legge presentata dai cittadini, obiettivo che sembra ormai raggiunto. L'obiettivo l'abbiamo già raggiunto perché sono 50.000 firme, ovvio che noi puntiamo al milione, al 2 milioni, cioè tutte a più firme possibili per avere un peso su questa richiesta e un peso a livello politico come cittadini. Un'iniziativa che ha raccolto un grande successo, oltre 100.000 gli iscritti alla pagina Facebook, quasi 2.000 i comuni attivati, perché anche dalle amministrazioni comunali arrivano richieste per attivare la raccolta firme e richieste giungono anche dall'estero per poter firmare presso ambasciate e consolati. Intanto l'impegno del gruppo continua, domenica in molte piazze venete ci sarà il Non te regge più Day. Ci mettiamo con i banchetti a raccogliere firme, a fare volantinaggio e propaganda, perché ci avviciniamo al 10 marzo, termine di scadenza di questa raccolta.